Ma Tommy, ma ieri alla fine cosa che abbiamo fatto a Venezia? Spero mi sentiate, ho preso il microfono anche se ho la mascherina. Allora, guardate che vi ho portato. Questa cosa toglila, ti prego. Abbiamo avuto la bellissima idea di andare a Venezia, che è una bella idea. Venezia è deserta in questo periodo. Il treno è in ritardo di 20 minuti. Smettila, sta scravazzando. Cravazzario. 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 La pioggia era solo a Conegliano, il problema era la vicinanza a Vittorio Veneto. Non so se mi spiego. Poi, appena arrivati in stazione abbiamo visto che c'era il sole, quindi per festeggiare siamo andati dal Vinaro e ha ricominciato a piovere, subito dopo. Insomma, vediamo com'è Venezia con solo le persone della nostra regione, Veneto. Ha cominciato a piovere, quindi credo che l'unica sia rintanarci in un sottoportico. Di in dialetto Leusilson. Leusilson. Io parlo benissimo il dialetto, ragazzi. Leusilson. Usa la forza, Yu. Non cadere! Fiori è uno shot bellissimo. Allora, io mi ricordo che eravamo agli Archi a bere e poi abbiamo realizzato, siamo ancora davanti alla stazione dopo 2 ore che siamo a Venezia. Arriveremo mai a Piazza San Marco? Campari. Ma i gatti non sono come i cani. Non ho mai visto questo posto così vuoto. E poi, non ho capito perché Nicola mi sta evitando oggi, cioè tu lo sai. Memo del futuro. Nicola, non toccare mai più Guglielmo. Mai nella vita. Beh, comunque, che storia Venezia senza turisti? Pazzesca. Che 3? Eh? Tu hai notato qualcosa con le lettere? Tipo A, P, E, R,